Qui Centro del Colore, Frank & Kim, dal 1946, le vernici a Brescia. Miro Dental Medical Center, a Lonato del Garda. Rodofile, arredare con stile, a Lumezzane. Centro anch'io, centro anch'io. Rieccoci in piazza Loggia, il cuore della nostra città, alle nostre spalle il Monte di Pietà Vecchio. Da qui partiamo per un'altra passeggiata con Centro Anch'io. Nel 1480, nel pieno del Rinascimento, il comune di Brescia, allora sotto il dominio dei veneziani, obbligò tutti i cittadini che trovavano lapidi o iscrizioni di epoca romana a consegnarle alle autorità. Con i reperti rinvenuti fu abbellita la facciata del Monte di Pietà Vecchio, dove infatti possiamo trovare iscrizioni, festoni, simboli legionari e così via. Questo è il più antico lapidario civico del mondo. Ma se qualcuno dovesse dirvi sta col Peleat, voi che fate? Vediamo un po', va. Sta col Peleat. Dove sta col Peleat? Sta attenti, bisogna stare col piede alzato. Stare col piede sollevato. E che per fortuna che non è bresciana, quindi, cioè che vuol dire essere... Sta col peleato, non conosco il significato. Sta col piede legato. Quindi Alzato. Stai attento a quello che sto facendo. Sì, è un po' che sono Brescia, però sì. Non sono un bresciano. Sta col Peleat, stai col piede alzato. Quindi, secondo metafora, insomma, se le dicono Valerio, sta col Peleat, Vuol dire svegliarsi. Questo signore indaffarato, salve, buon pomeriggio, ciao. Buongiorno. Allora, che significa sta col Peleat? Sta col Peleat. Peleat, stare allerta? Bravo! Davvero? Ho indovinato? Sta col Peleat. Che significa sta col Peleat? Oddio, non lo so, questa non la so. La traduzione sta col piede alzato. Oh, è difficilissimo. Ma che non è di Brescia? Di dov'è? Napoli. Ah, è napoletano. Beh, allora ci dica un detto napoletano a sto punto, Ha detto papus. Ha detto papus. Non so parolacce, vero? No. Ha detto papus. Vicino a noi. Dammo tempo che ti sportoso. No, ce lo traduca pure, per favore. Allora, il tarlo, l'animaletto che è quello che dice vicino alla noce, dice dammi tempo che ti apro. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Il signore è preparato, come se la cava col dialetto bresciano? Malissimo, dopo 50 anni non so ancora parlare il bresciano. Ah, non è bresciano? No, non sono bresciano. Non si era capito, Questo non riesco. Non riesco, cos'è? Devo parlare, scusami. Signora Paola, complimenti, lei è giovane, va in bicicletta. Altro che, con un po' di acciacchi, ma sono giovane. Beh, voglio dire, con 2 ruote e basta, no? 2 ruote, sì. Allora, signora Paola ha detto che si chiama? Sì. Allora, signora Paola, che vuol dire in dialetto bresciano il motto, insomma, il detto popolare sta col Peleat? Lei in questo caso è col Peleat. Peleat vuol dire o sei in bicicletta o devi essere sempre sulla strada di lì, sta col Peleat, raccomandi. Ferrostrada. Mi raccomando anche lei. Stia attenta, è adagio. Adagio, sempre adagio. Non saprei, stare col piede, stare attento, di non cadere, non so. Pensi al podista, a colui che sta per intraprendere una gara. Com'è? In che posizione è? Col piede sinistro sollevato per quindi partire. Bisogna partire. Bisogna partire? Anche lei deve partire? Adesso parto. Sta col Peleat, che significa? Significa... Giù che sta col Peleat, vuol dire che è in gamba di salute. Lei ha il piede alzato? Io ce ne ho 2, però proprio con alzarlo, guarda. Sta in equilibrio.
sta col peleat significa proprio questo, stare col piede alzato, essere svegli, pronti per prendere al volo una decisione. Grazie a tutti, a risentirsi, anzi a rivederci alla prossima puntata. Ciao! Centro anch'io. Qui Centro del Colore, Frank & Kim, dal 1946, le vernici a Brescia. Miro Dental Medical Center, a Lonato del Garda. Rodofile, arredare con stile, a Lumezzane.